buongiorno a tutti. Io parlo a nome del Comitato per il Turismo Sostenibile, parliamo di flussi turistici, quindi mi sembra che avevo il diritto di parlare. È un comitato che è nato un anno fa attorno a una proposta concreta per gestire i flussi turistici. Questa proposta è stata già presentata anche al sottosegretario Borletti Buitoni. Vorremmo presentarlo anche ai vari consiglieri, alcuni sì, hanno avuto contatti con noi. Io ve la presenterò molto velocemente qui, visto che lo spazio non è tanto, però i discorsi che sono stati fatti oggi sono tutti bellissimi, tutti giustissimi, ci trovano tutti d'accordo, però io mi sento fare da 40 anni, da quando ho l'età della ragione, e nessuno prende una decisione. E mi permetto di contestare l'osservazione fatta da Francesca Barbini sui 120.000 presenze giornaliere che equivarrebbero alle 120.000 presenze di residenti. Ecco, se compartiamo da questi punti di vista qua, allora proprio non ci siamo, perché sinceramente c'è un discorso che non sta in piedi. Magari Venezia avesse 120.000 residenti in più, invece che 30 milioni di turisti. La proposta nostra che sosteniamo come comitato è quella del limite. Bisogna mettere un limite. Sappiamo che le previsioni del turismo nei prossimi anni saranno c'è crescimento esponenziale, quindi Venezia si deve dare un limite. Da che parte cominciare a darsi un limite? La nostra proposta, che è in via sperimentale e progressiva, è cominciare a chiudere una zona della città, per esempio Piazza San Marco. Piazza San Marco si entra solo per prenotazione. Il discorso ci spaventa tutti quanti, perché chiaramente come non posso andare in piazza? Già non ci andiamo perché è un bordello e quindi tutti la evitano, però chiaramente i residenti avranno il diritto di entrare senza prenotazione, senza niente, però rendiamoci conto che quando parliamo di turismo non parliamo di un'industria culturale, parliamo di un'industria che se ne frega della cultura. Il cinese che arriva qui vuole vedere il campanile, vuole vedere la piazza, vuole andare a mangiare i colombi, cioè non c'entra niente la cultura, è un'industria, e come tutte le industrie, l'abbiamo fatto per le industrie chimiche, l'abbiamo fatto per le industrie inquinanti, bisogna mettergli un limite, ok? Se no ci inquina. Entriamo in questa prospettiva. Bisogna mettere un limite, mettiamo un limite, lo stabilisce la città, che sia quello dei residenti. Siamo 60.000 residenti, 60.000 turisti al giorno, non di più. Voi provate a immaginare tutte le ricadute che può avere questo sulla residenzialità, sul commercio, sui trasporti, ok? Questi 60.000 possono essere modulabili, non so, a Carnevale lasciamone 80.000. L'altro, non so, vediamo noi come fare, però l'idea del limite. Concludo velocemente, io sono stata di recente a visitare il Machu Picchu in Perù, sito UNESCO, dichiarato in pericolo 10 anni fa, perché è un sito archeologico in cima alle Ande, quindi anche dal punto di vista naturalistico era devastato dalla presenza turistica. In 5 anni hanno fatto un sistema, un limite, non più di 2.500 persone. C'è un sito efficientissimo dove tu ti compri il tuo biglietto, arrivi al sito, non entri, il biglietto è controllato con il passaporto, sono nominativi, sono andata, una cosa eccezionale, tutto gestito da una compagnia statale, trasporti, l'accesso, si fanno un sacco di soldi e non possiamo qui a vendicare l'obbligo delle crociere per andare avanti. Cioè, voglio dire, ma ci diamo una mossa o stiamo a parlare per altri 50 anni quando Venezia non ci sarà più? Grazie mille dell'intervento. Pamio Tito Pamio. 2 minuti, dovrei parlare per un'ora. Parto da una considerazione. Prima sono contro al culto della venezianità, sono per Venezia, per i veneziani, sono contro il culto della venezianità, è una delle precarietà di Venezia. E poi parto da una considerazione che ha fatto Sì, allora, non per creare un cuneo e distruggere tutto quello che ha detto, ma perché è basilare una considerazione che ha fatto.
ha detto che la laguna si fonda su un tentativo di mantenere un equilibrio morfologico da anni. Non è vero. Si fonda sul tentativo di mantenere uno squilibrio morfologico dal 500, quando i savi alle acque veneziani, che veneziani? Quelli che ha fatto Grande Venezia, non mica erano veneziani. Tiziano era veneziano, Sabatino era veneziano, tutti gli altri erano tutti quanti da fuori, erano quelli delle campagne, come me, delle campagne che facevano Grande Venezia. Quindi io sono destinato. Allora, a questo punto però parlo per un'associazione che pratica il turismo sostenibile, l'associazione canonistica Arcobaleno. Allora, qualche numero. Mettiamo in acqua in laguna, senza fare confusione, almeno 1500 scout all'anno che fanno la loro ruta nei fiumi e nella laguna di Venezia. 1500, ok? Non li vedete, non fanno soldi, non danno soldi a nessuno. Va bene? E un altro dato. La federazione di canoa tedesca, che è una delle più grandi del mondo, ha tre appuntamenti nel calendario annuale per gli italiani, appuntamenti dei canoisti tedeschi in Italia. 3 ne ha. Uno di questi è affidato al nostro gruppetto dell'associazione canoistica Arcobaleno di Campalto. E noi facciamo, e però nessuno lo sa, nessuno deve saperlo. Perché siamo dentro a strutture insostenibili, cioè non riconosciute. Facciamo turismo, siamo a Campalto, l'imbarcadero che abbiamo a Campalto, ce l'ha affidato alla fine, è l'unico imbarcadero per il turismo dell'Italia, da Chioggia a Jesolo, ce n'è uno solo e non è pubblico, è privato. Pagavamo 300-280 euro all'anno di concessione, è cambiato il magistrato reale, noi abbiamo pagato la bolletta per 3 anni perché non ci mandavano la bolletta, quest'anno è arrivato 900, parlo egoisticamente perché altrimenti non porto mai a casa niente, se parlo dei massimi sistemi. Vabbè, ma facciamo qua. Qual è il problema? Il problema è che ho presentato un progetto alternativo, non viene tenuto in considerazione una parte da quella considerazione qua inizialmente. Cioè, tutti i progetti che si vanno presentando adesso nella Laguna di Venezia sono progetti che tendono a mantenere lo squilibrio e si lotta contro la natura. La natura cosa avrebbe fatto? Avrebbe creato un fiume nella Laguna di Venezia, arginato, e sarebbe andato in mare il Brenta, il Bacchiglione, il Musone. Questa è la base. E allora lo sbaglio risale al 500, quindi tutti i progetti che non tendono a ricostruire questo equilibrio che la natura avrebbe creato, per me sono fuori legge, cioè sono da scartare, a meno che non si faccia il progetto offshore, ok? Però dopo c'è lo sviluppo di carico e se non c'è il collegamento con la terraferma con un tunnel è tutto quanto ramificato.